Lo slow tour per Padova comincia qua, da uno dei gioielli dell'arte italiana, la Cappella degli Scrovegni. Cappella degli Scrovegni. Qui ho avuto la percezione di essere un uomo scemo, nel senso che io abito a 100 chilometri da Padova e non c'ero mai stato, ma questa è una cosa meravigliosa. L'impatto che ho avuto entrando qua è più o meno quello di quando ho visto per la prima volta la Cappella Sistina, ma il tipo di fede che qua salta fuori è anche più trasparente della Cappella Sistina. E a proposito di fede, diciamo così, lo stesso pregiudizio di carattere religioso che 300 anni dopo questa cappella perseguiterà Galileo, qui invece insomma ha fatto del bene, perché siamo, mi sembra, il 6 febbraio del 1300 e Enrico Scrovegni è un ricchissimo banchiere, però allora, anche adesso peraltro, ma insomma i banchieri avevano pessima fama, Dante li mette tra gli usurai, quindi lui doveva emendarsi in qualche modo, aveva conquistato un sacco di ricchezze ma doveva dimostrare che faceva anche del bene, quindi compra questo terreno che prima era stato utilizzato anche, sembra, per riti di carattere pagano e niente, ci vuole fare sopra una cappella, una chiesa, la dedica alla Madonna e chiama il più grande artista del tempo, Giotto. Quindi, primi del 300, arriva Giotto e fa questa roba qua. Che meraviglia, che cosa stupenda. È veramente un capolavoro assoluto. Poi a Enrico gli va anche male, poverino, perché poi litiga con Padova, va a stare a Venezia, insomma, e solo dopo morto torna a Padova. Perché tra l'altro, al di là che lui voleva fare l'opera di bene ed emendarsi dal fatto di essere considerato usuraio, poi voleva fare anche qui il suo, come dire, la sua tomba, questa cappella che doveva celebrare la sua famiglia. Alla fin fine di tutto questo noi possiamo godere di quest'opera che è pura bellezza. Ecco, illustrarvi proprio non sono in grado, ma alcune cose sono molto significative. Allora guarda, lì, quel signore con quella veste un po' violetta che offre la cappella alla Madonna è proprio lui, è Enrico Scrovegni. Ma quello invece in bianco che tiene su il dono, chi è? Questo è fondamentale, è il teologo consulente di Giotto, perché diciamo tutte queste scene fossero in linea con la religione. È un po' il commissario politico da un punto di vista religioso, possiamo dire, perché allora la gente non leggeva e quindi praticamente capiva, assorbiva le scene sacre attraverso gli affreschi. Ma cosa ancora più interessante, guarda qua sulla destra, raffigurazione dell'inferno. C'è addirittura Reginaldo Scrovegni, è quel signore lì con le mani legate dietro, il cappellino rosso, è il padre di Enrico, collocato da Dante nel 17° canto dell'inferno, proprio perché era avaro, usuraio e così via. E Giotto l'ha messo perché Dante l'ha conosciuto, anzi questa raffigurazione dell'inferno, forse la prima in assoluto, deriva da una visione dantesca. Certo, Enrico era il committente, però ha fatto mettere lo stesso il padre nell'inferno perché questa era, diciamo così, anche la ragione della sua espiazione. E poi la cosa forse più interessante di tutti, guarda là c'è l'intonaco che è stato lasciato intatto dai restauri conservativi che sono terminati nel 2004, mi sembra, perché qui tutti i colori sono quelli originali, nessuno si è sovrapposto e anche là dove l'intonaco si è scrostato l'hanno solo ingrigito un po' perché desse meno fastidio, ma è rimasta la zona danneggiata, diciamo così, dal tempo, che peraltro è limitatissima, i colori sono sgargianti, incredibili,
hanno più di 700 anni, ma sembra dipinto ieri.